Ridisegnare il territorio direttamente con il territorio è lo scopo dei 7 incontri organizzati dalla Regione Veneto per focalizzare le azioni per il nuovo PTRC, ossia il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, un piano che traccia i contorni di una regione che cambia e come deve cambiare. A Padova, centro logistico del Veneto, la questione intermodalità e mobilità ha tenuto banco. Se le logiche di Campanile hanno fatto di questa regione una delle più ricche d'Europa, ora queste dinamiche sono superate e si deve guardare al resto del vecchio continente, all'area centrale ed orientale soprattutto. Guardare all'Europa del centrale, all'Europa dell'est, sapendo che tutta l'intermodalità, il nord Adriatico rappresenta una piattaforma straordinariamente interessante per questi paesi. Qui in questo territorio può essere sviluppata anche lo spacchettamento, non solo di passaggio, lo spacchettamento dei container, e credo che su questo versante, sotto questo profilo, si debba ragionare attorno al PTRC, ma si debba ragionare di un Veneto come è sempre stato, lo sarà ancora, all'altezza delle sfide che ci sono. E non esiste intermodalità se non collega il terzo scalo aeroportuale italiano al resto del territorio. Indecoroso che dal Marco Polo non sia possibile muoversi se non con mezzi privati dopo le 23. Bisogna passare dai progetti, dalle idee ai fatti, alla capacità di realizzare i progetti che noi facciamo. Prendiamo l'esempio del collegamento della bretella tra Mestre e l'aeroporto. È un progetto che è partito 11 anni fa, dopo 11 anni siamo tornati indietro di 12 anni. Credo che se non vogliamo perdere il treno per l'appunto del grande sviluppo europeo, quando usciremo dalla crisi, credo che noi dobbiamo cominciare a realizzare i disegni programmatori che da lungo tempo sono stati fatti. Un piano che, puntando all'innovazione, tiene conto del rispetto dell'ambiente, che è un elemento integrante del cambiamento innovativo. Se prima l'importante era fare una zona industriale, fare un capannone, creare sviluppo, oggi che abbiamo dei capannoni chiusi e qualche zona industriale da riconvertire, visto che tutti i parametri dicono che l'economia del futuro per il Veneto potrà essere molto incentrata sul turismo e quindi attraverso la cultura creare questa offerta nuova, dobbiamo pensare a un paesaggio, a un territorio che si muove in questa direzione. L'idea di un nuovo polo logistico a Dogaletto, in provincia di Venezia, a pochi chilometri però da Padova, è assurda, considerando che l'Interporto Euganeo può triplicare la sua capacità con piccoli investimenti in tecnologia. Ci sono le attuali strutture, non si capisce perché bisogna farne di nuove. Cominciamo a utilizzarle in maniera da non sprecare denaro pubblico. Oggi c'è una linea ferroviaria con Padova, Venezia e Verona, per cui ben venga l'iniziativa di Paolo Costa, in cui ha annunciato che ci sarà una navetta tra Venezia, Padova e Verona. Un piano che deve essere conforme alle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Presentiamo oggi anche una bellissima mostra fotografica con 600 veneti che hanno esposto, in cui si vede chiaramente il Veneto che dobbiamo conservare e il Veneto che dobbiamo migliorare. Quindi si può innovare, ammodernare senza cementificare, ma salvaguardando l'ambiente. Forse si è cementificato troppo. Assolutamente così. Noi dobbiamo pensare che il Veneto che vogliamo deve essere un Veneto in cui recuperiamo qualche sito malmesso, qualche sito rovinato, forse meno zone industriali riconvertendo quelle che ci sono, rispondendo comunque a tutte le esigenze degli imprenditori.